E allora innanzitutto grazie anche per la cortesia e perdonateci per il ritardo, ma è stata una mattina impegnativa, insomma abbiamo iniziato questa mattina presto con le attività, sono qui accompagnato dall'assessore Lanzarin, alla mia destra assessore alla sanità, alla salute, e l'assessore Bottacina alla mia sinistra che è l'assessore alla protezione civile. Abbiamo avuto questa mattina la videoconferenza con la Protezione Civile Nazionale, come al solito, come tutte le mattine. Abbiamo fatto una videoconferenza importante con tutti i direttori generali, quindi con la Sanità del Veneto, la presenza ovviamente oltre degli assessori anche del dottor Mantoan e di tutta la squadra della sanità e ovviamente della Protezione Civile era presente l'ingegner Soppelsa. Poi abbiamo fatto altre videoconferenze, ho parlato anche stamattina con i ministri sia Speranza che con il ministro Boccia e vi dico quali sono le risultanze e i ragionamenti che vogliamo fare oggi. Oggi siamo davanti a 2172 positivi, abbiamo 2172 veneti che noi abbiamo intercettato con la nostra politica dei tamponi. Ricoverati ne abbiamo 426, sono persone che hanno bisogno di cure per guarire. In terapia intensiva 129, dimessi 120 e purtroppo decessi, persone che hanno perso la vita con questa tragedia, con questa emergenza, sono 63. Allora, primo appello, i veneti devono continuare a stringere i denti e a restare in casa. Personalmente penso che le misure restrittive siano la direzione giusta, perché misure restrittive applicate alla nostra politica sanitaria dei tamponi con l'isolamento fiduciario ci portano nella direzione giusta. È un sacrificio, mi rendo conto che è un grande sacrificio, ma se abbassiamo la guardia adesso finisce che qualcuno perde la vita. Quindi tutti noi abbiamo la responsabilità della salute anche del vicino di casa, del parente, del figlio, del genitore, del nipote, quindi restiamo a casa per quanto possibile. Vi annuncio già che abbiamo dato mandato a tutte le SPISAL del Veneto di iniziare da domani mattina un controllo, diciamo collaborativo ma a tappeto di tutte le aziende, partendo dalle aziende più strutturate, rispetto all'utilizzo dei dispositivi e della messa in sicurezza dei lavoratori. Ho chiesto che non si faccia sconti a nessuno, non è uno stato di polizia, però è pur vero che prima viene la salute dei nostri lavoratori. Molti cittadini ci scrivono, vorrei rispiegare al mondo intero che le scuole, la chiusura delle scuole, la chiusura delle aziende non è competenza della Regione. Vi evito la domanda, vi dico qual è la mia posizione, che si può lavorare in azienda solo se la messa in sicurezza è totale, altrimenti viene prima meno la sicurezza sanitaria del lavoratore e poi quella di tutta una comunità. Quindi l'assenza di misure garantisce la presenza di un contagio che cresce, la presenza di misure mette in sicurezza tutti. Detto questo vi dico che il nostro modello, anzi i modelli matematici che abbiamo e che sono stati elaborati dal settore sanità, dagli esperti di statistica, ci dicono molte cose che stiamo seguendo in questi giorni. Ci dicono comunque che dobbiamo ancora insistere nell'isolamento, ci dicono che comunque dobbiamo ancora chiedere ai veneti di stare a casa. E penso che i veneti lo hanno dimostrato in queste ore con un grande senso di responsabilità, di solidarietà e di coerenza, perché questa battaglia, come dico sempre io, non la si vince solo con l'ospedale. La prima cura al coronavirus è il cittadino, siamo noi veneti. I modelli ci danno delle proiezioni che sono preoccupanti, i modelli ci danno delle proiezioni che rischiano di mandarci in crash, cioè in totale emergenza. Bisogna governarli con il saper restare a casa e rispettare tutte le regole, che sono quelle delle distanze, che sono quelle del
dell'evitare luoghi affollati, ma ormai occasioni di luoghi affollati non ce ne sono più, ma anche quelli di organizzare la cena di condominio, la tombola, o venite a vedere la televisione da me visto che c'è il coprifuoco. Non funziona così. Ma sono quelle anche della prudenza, sono anche quelle di misure che abbiamo deciso di adottare questa mattina in unità di crisi, che sono assolutamente misure prudenziali, precauzionali, che si aggiungono a quelle adottate nei giorni scorsi, che sono con la filosofia, lo dicevo oggi ai direttori generali dell'ULSS, che è come quando si fa la valigia per un viaggio. Cos'è che si fa? A prescindere dalle previsioni meteo di quel posto, comunque ci si premura di avere l'abbigliamento per la pioggia, il golfino per il freddo, perché se farà freddo, qualcosa altro perché voglio evitare che se è troppo caldo devo avere... Ecco, noi stiamo preparando la valigia. Non è necessario poi utilizzare tutto quello che abbiamo in valigia, perché se non pioverà mai non tireremo mai fuori l'impermeabile che abbiamo messo in valigia, però dobbiamo averlo. Allora la valigia oggi ci dice che identifichiamo dei centri Covid, cioè dei centri coronavirus in ogni provincia, e sono degli ospedali che diventeranno all'occorrenza totalmente dedicati ai cittadini malati di coronavirus, e sono gli ospedali che avete nella lista, che evito di citarvi, ma posso anche citarvi, e sono un'ala dell'ospedale di Belluno, l'ospedale di Vittorio Veneto e l'ospedale San Camillo per Treviso, l'ospedale di Dolo e l'ospedale Villa Salus di Venezia, quindi Serenissima, l'ospedale di Jesolo per il Veneto orientale, l'ospedale di Trecenta per la Polesana, l'ospedale di Schiavonia per la zona del Padovano, l'ospedale di Sant'Orso per la zona berica e pedemontana e poi l'ospedale di Borgoroma e di Villafranca. Ovvio è che non è un interruttore on-off, però nel frattempo noi ci stiamo attrezzando. Questi ospedali ci permetteranno di avere 1300 posti letto di terapia di malattie infettive, 212 di pneumologia e semi-intensiva e 206 nuovi posti letto di terapia intensiva. Vi diamo poi un quadro generale di come verranno distribuiti tutti i posti letto, e sono tanti, ne posso avere uno? E sono tanti perché nel piano che abbiamo fatto vi dico solo che abbiamo oltre 800 terapie intensive. Abbiamo... No, ma ce l'ho qua. Abbiamo 800... Ah sì, grazie, sì, ho questo. Grazie. Abbiamo esattamente 825 posti di terapia intensiva, 383 di terapia semi-intensiva e 1777 posti di terapia di infettive, per un totale di quasi 3.000 posti aggiuntivi, di 3.000 posti, scusate, in totale. In più ricordo che abbiamo rimesso in moto le strutture degli ex ospedali con non poca fatica, con altri 740 posti. Insomma, noi ci stiamo preparando al brutto tempo. Lo facciamo come al solito da veneti, lo facciamo con prudenza, lo facciamo con visione, perché i veneti sono sempre abituati ad avere, come si dice, avere fieno in cascina, no? Come si dice, avere sempre la tranquillità di avere, e non a caso siamo un popolo di risparmiatori, di avere la tranquillità, di avere certezza del futuro. Lo facciamo con molto senso anche di responsabilità, ci rendiamo conto di aver ridotto, aver dato come indicazione di ridurre le attività ospedaliere. Garantiamo, voglio ricordare, l'attività chirurgica per gli oncologici, per tutti i malati gravi. Ovviamente ricordo che si va a garantire tutta l'attività materno-infantile, quindi tutto quello che riguarda il materno-infantile, le attività vaccinali, tutte le visite urgenti e quindi le categorie U e B, e poi tutto quello che sono, insomma, secondo il buon senso, le urgenze che vanno affrontate. Però dobbiamo prepararci al fatto che se il modello continua a dirci che non sono ancora sufficienti le misure adottate, bisogna prepararci al fatto che dovremo avere una rete di ospedali che dovremmo pian piano riempire con malati gravi di coronavirus. Quindi sto parlando di malattie infettive, sto parlando di ovviamente terapie semi-intensive e sto parlando di terapie intensive.
È un piano coronavirus, è il piano di emergenza del coronavirus. Guardate, lo abbiamo valutato per 4 giorni, a parte il fatto che questo è un piano che si è costruito giorno dopo giorno con l'inizio dell'emergenza, ma in questi ultimi 4 giorni l'abbiamo valutato, lo abbiamo calibrato in maniera tale da poter garantire anche l'ordinaria amministrazione, per quanto possibile ovviamente l'ordinaria amministrazione. Qualcuno si chiederà, ma perché non avete scelto i capannoni o quant'altro? Sono l'estrema ratio. Per ora noi abbiamo deciso di curare i nostri cittadini all'interno degli ospedali. È ovvio che se il maltempo dovesse trasformarsi in un uragano, in una tragedia meteorologica, allora significa che non basteranno più gli ospedali, non ci saranno più letti, ma noi per arrivare a questo livello vuol dire che avremmo perso la collaborazione dei cittadini. C'è un medico che ha diffuso un video che dice: voglio spiegare in maniera molto sintetica ai cittadini cosa significhi stare a casa. Se non stai a casa corri il rischio di ammalarti e corri il rischio anche di morire. E queste frasi io non le avrei mai volute dire, ma è bene ricordare ai cittadini che con questo virus, per come si sta comportando, per come dimostra anche di sapersi mutare da un istante all'altro e dalle informazioni che abbiamo, ci vuole molta prudenza. Quindi invito i cittadini a restare a casa. Se avete domande, prego. Prego. Vedremo poi le domande dei giornalisti nella seconda parte del blocco del intervento del governatore Luca Zaia, nel quale è tornato a parlare evidentemente dei controlli. A proposito di questo, Lucio Zanato in collegamento da Treviso con il sindaco Mario Conte, che oggi ha postato un video che ha fatto un po' il giro, è diventato virale, diciamo così, in queste ore, molto forte, insomma, per dare ancora una volta un accento sulla questione controlli, sulle regole da rispettare. Lucio? Sì, intanto noi ci siamo messi in collegamento qui dall'inizio, dal Ponte della Gobba, dalla Restera, perché qui oggi c'era un disastro di gente che partiva per farsi la corsa. Sindaco, lei poi si è arrabbiato tantissimo per questa cosa. Sì, qui e non solo qui, ovviamente le mura, l'Ostiglia sono stati la meta per coloro che hanno voluto comunque, nonostante l'emergenza sanitaria, fare attività fisica, passeggiate con il cane, passeggiate in compagnia. Qualcosa che mi ha fatto davvero arrabbiare, anche perché è una questione proprio di sensibilità civica e di rispetto nei confronti delle persone che a pochi metri da qui stanno soffrendo, sono anche purtroppo decedute, e per quelle centinaia di medici, infermieri, operatori sanitari che stanno lavorando per garantire la nostra sicurezza. Quindi immaginare che qualcuno a pochi centinaia di metri si mette tranquillamente, serenamente a fare attività fisica quando migliaia di persone stanno sacrificando il loro lavoro, la loro famiglia, le loro hobby, le loro passioni, credo che sia davvero una mancanza di rispetto nei confronti della comunità tutta. Poi se il decreto lo consente, questo è un altro paio di maniche, ma a me interessa poco. Qui dobbiamo comportarci da comunità, tutti devono stare alle regole e tutti devono rispettare il lavoro e la sofferenza delle persone. Sì, perché qui è una questione di civiltà, perché se io rimango a casa proteggo me, ma proteggo anche le altre persone, le persone più deboli, perché posso diventare un untore senza saperlo. Assolutamente sì, dobbiamo metterci in testa tutti che noi possiamo essere i primi ad essere contagiati e noi possiamo contagiare gli altri. Ecco perché dobbiamo stare a casa. I numeri dicono che sono aumentati i contagi, aumentate le persone ricoverate in malattie infettive, sono aumentate le persone in terapia intensiva e purtroppo sono aumentate anche le persone decedute, sia in Veneto, e non ne parliamo della Lombardia che è qui vicino. Ecco perché chiediamo uno sacrificio. Capiamo che è un grande sacrificio in questo momento, con queste giornate, ma dobbiamo farlo tutti. Non è una questione di decreto, non impegnatevi nel cercare l'interpretazione del decreto, perché non me ne frega niente. Oggi noi dobbiamo stare a casa, questo è l'invito. Provate ad immaginare se 86.000 persone, che sono i cittadini di Treviso, tutti adottassero quell'articolo del decreto legge che gli consente la passeggiata fuori. Significa avere 86.000 persone in giro per la città
città e significa aver vanificato il lavoro e i sacrifici di migliaia di persone. Lei ha già contattato Roma per vedere di modificare questa postilla? Sì, mi sono sentito proprio oggi con il presidente De Caro, che oggi era al colloquio con il governo. Quell'articolo del decreto va assolutamente cambiato, perché mette in difficoltà tutti i sindaci che non hanno la possibilità di dire alle persone di stare a casa, o meglio, noi continuiamo a dirlo, ma prestiamo il fianco alle persone che in barba al decreto ci dicono no, noi rispettiamo alla lettera il decreto e quindi continuiamo a fare attività fisica. Mancanza di rispetto, ma consentita dallo Stato. Tra l'altro ci sono già anche degli avvocati che stanno offrendo per, per difendere i possibili denunciati. Questo è non mi riguarda, io spero che sensibilizzando, insistendo, continuando a fare queste interviste, grazie anche al vostro operato, riusciamo ad arrivare in modo assolutamente pacifico a una situazione di massima sicurezza, anche perché lo dobbiamo per noi stessi, lo dobbiamo per i nostri familiari, lo dobbiamo per la nostra comunità. Non è che il sindaco o il ministro o il governatore Luca Zaia si sono svegliati la mattina e vogliono fare il dispetto di non far correre la gente. Qui è una questione che stiamo vivendo un'emergenza sanitaria e dobbiamo mettere in sicurezza i nostri cittadini. Ecco, giusto per vedere due ragazzi che passano in bicicletta, anche questi, soprattutto i giovani, non capiscono. Come possiamo cercare di far capire loro che stare vicini, il contagio è assicurato? Lo capiranno forse vedendo delle immagini che arrivano dall'ospedale, perché se dobbiamo arrivare a tanto, io confido nell'intelligenza dei nostri cittadini. Tra l'altro vedo poche mascherine, non vedo guanti, molte volte, è la cosa che mi ha mandato in bestia questa mattina, non rispettano nemmeno la distanza del 1,5 metri da una persona all'altra. Allora è evidente che manca proprio la mentalità corretta per affrontare un'emergenza del genere, ma io continuo ad avere massima fiducia nei miei cittadini. Vedere il PUT comunque con pochissime macchine mi dà ancora speranza, vedo la maggior parte delle persone che comunque stanno rispettando rigorosamente quanto previsto dal decreto. C'è ancora qualcuno che non fa il furbo ma fa l'incosciente, che è diverso, e non si rende conto che sta mettendo a repentaglio il lavoro di tante altre persone. Senta Sindaco, poi lei ha preso una decisione importante per quelli che invece una casa non ce l'hanno, cioè non hanno un luogo dove stare chiusi. Certo, c'è anche un capitolo dei senza fissa dimora, che sono una realtà importante in una città capoluogo come quella di Treviso, e noi abbiamo voluto ampliare gli spazi messi a disposizione nel dormitorio di via Pasubio per dare ospitalità a tutti, e lo abbiamo tenuto aperto H24 proprio perché in questo particolare momento è giusto che anche loro possano vivere in sicurezza e essere anche loro monitorati da un punto di vista sanitario, soprattutto cercando di evitare nei limiti del possibile che girino per la città, magari loro stessi o contagiando o venendo contagiati. Altra cosa importante, abbiamo aperto le ZTL in città, sono tutte aperte, ovviamente non per farsi i giretti in macchina in Calmaggiore, ma per agevolare la consegna della spesa piuttosto che dei medicinali per le persone anziane che vivono all'interno delle zone a traffico limitato. Senta, ripetiamo l'appello a tutti quelli che in questo momento ci stanno ascoltando. Guardate, l'appello più grande è: prendetevi cura di voi stessi. Per fare questo dovete stare a casa, dovete pensare che voi potete essere una persona che contagia gli altri, perché dobbiamo cambiare proprio mentalità, non dobbiamo aver paura solo di essere contagiati, ma dobbiamo avere il timore di contagiare gli altri. Quindi state a casa, rispettiamo il lavoro che stanno facendo all'interno dell'ospedale, rispettiamo il dolore che stanno vivendo le persone che purtroppo sono ricoverate, rispettiamo il dolore delle persone che sono mancate dei loro familiari, e soprattutto rispettiamo anche quelle persone che hanno deciso responsabilmente di fare dei sacrifici, hanno chiuso le proprie attività, stanno tenendo a casa i bambini e quindi famiglie, imprenditori, artigiani, commercianti ci stanno mettendo anche da un punto di vista economico del suo. Quindi non buttiamo a mare tutto quanto semplicemente perché non siamo in grado di rinunciare alla corsetta della domenica. Senta, ma che lei sappia dal suo punto di vista quanto durerà questa
Beh, diciamo pure questi arresti domiciliari a cui si è sottoposta a causa del coronavirus tutta l'Italia, ma soprattutto Treviso, il nostro territorio. Non so dire ovviamente quanto durerà, spero poco, ma non sarà una partita breve quella che stiamo giocando. Dobbiamo giocarla di squadra, dobbiamo darci una mano, perché i sacrifici saranno tanti, perché sarà sempre più dura riuscire a rimanere all'interno delle proprie abitazioni, ma lo dobbiamo fare per noi stessi e per la nostra comunità. Grazie allora, grazie a Lucio Zanato da Treviso. L'avete sentito anche questa importante notizia che ha dato in diretta il sindaco di Treviso Mario Conte, che ha scritto in qualità di presidente di ANCI Veneto, l'associazione dei comuni, ha scritto al suo omologo nazionale, presidente di ANCI nazionale De Caro, per chiedere al governo di modificare quell'articolo del decreto che parla appunto, che dà la possibilità alla gente di poter uscire per una passeggiata, diciamo, o per attività sportiva, sempre evitando gli assembramenti con le mascherine eccetera, perché quella norma crea una interpretazione per cui la gente poi esce e quindi mette, dice Conte, in difficoltà i sindaci stessi. Quindi l'iniziativa, insomma, la richiesta da ANCI Veneto verso ANCI Nazionale, quindi verso il governo, è quello di stralciare, diciamo, quell'articolo per dare ancora una maggiore restrizione. Tutto questo perché la gente non sta ascoltando quanto viene detto. Nel frattempo Fratelli d'Italia dona le prime 5.000 mascherine agli operatori di sicurezza e sanità. L'annuncio è del deputato e coordinatore regionale del partito Luca De Carlo. Fratelli d'Italia in Veneto ha acquistato un primo lotto di 5.000 mascherine sanitarie che saranno già distribuite gratuitamente nei prossimi giorni agli operatori della sicurezza e della sanità impegnati nel territorio veneto in questi difficilissimi giorni di pandemia. Dice De Carlo: la distribuzione delle mascherine partirà dalle categorie a rischio. In questi giorni abbiamo raccolto in tutta la regione le sollecitazioni del personale delle forze dell'ordine e degli operatori sanitari che stanno lavorando per controllare i territori e letteralmente salvare la vita ai cittadini. Mi dicono che c'è pronto anche Filippo Fois, credo a Venezia se non sbaglio, per vedere anche uno spaccato della situazione in città. Appena è pronto fatemelo sapere. Fatemi capire, questo è il servizio sul karate? Sì. Benissimo, allora in questi giorni appunto di necessità di isolamento in casa, ecco, no, allora facciamo così, vedo subito Filippo Fois, andiamo da lui e poi vediamo il servizio. Filippo, ti vedo nella Venezia che ormai abbiamo... Sì, eccoci Nicola. Abbiamo imparato a conoscere in questi giorni. Sì, io ho qualche difficoltà a sentirti Nicola, comunque come hai detto tu giustamente, lo scenario alle mie spalle parla da solo. Come vedete il Canal Grande è completamente vuoto, sono pochissime le barche che passano, in questo caso si tratta dei carabinieri, pochi vaporetti e quasi tutti senza passeggeri. La stessa situazione si verifica a Piazzale Roma, quindi l'ingresso di Venezia delle automobili non se ne vedono, si vedono degli autobus che sono quasi completamente deserti, anche qui 1 o 2 passeggeri al massimo. Quindi diciamo che rispetto allo scenario che c'era stata una settimana fa c'è stata un'ulteriore presa di coscienza da parte dei veneziani della situazione che si sta vivendo e anche degli obblighi che sono stati imposti dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per cui si esce poco e solamente per quelle che sono le necessità che sono state indicate, quindi molta gente tra i pochi passanti che vediamo ha le borse della spesa, per cui è uscita semplicemente per comprare dei generi alimentari, i giornali, oppure chi per recarsi in farmacia, o ancora i pochi che lavorano anche di domenica. Tra l'altro dicevamo dei controlli che sono attivi anche qui in città, c'era un'auto della polizia locale all'ingresso del Ponte della Libertà che quindi controllava le poche macchine in uscita da Venezia.
E dobbiamo dire, prima avevamo fatto un collegamento dal Parco San Giuliano, poco dopo che avevamo restituito la linea è arrivata anche lì la polizia locale che ha insomma, controllato quelle poche persone che oggi si sono recate al parco, per cui diciamo che da un lato c'è il senso civico, dall'altro però ci sono anche i controlli da parte delle forze dell'ordine, quindi possiamo dire che c'è stata sia la risposta dei cittadini ma anche l'organizzazione da parte delle forze dell'ordine locali e nazionali che insomma stanno vigilando perché si rispettino quelle che sono le prescrizioni che vogliono limitare il contagio da coronavirus. La situazione degli alberghi, l'abbiamo raccontata, insomma è quella che è, l'attesa degli albergatori è per capire, al di là delle misure economiche che arriveranno col decreto, anche come organizzare i prossimi mesi a questo punto. Parliamo dell'estate proprio. Sì, sì, sì. Purtroppo io temo di sì e lo temono anche i molti addetti ai lavori perché dobbiamo ricordarci che qui i turisti non si vedono più non da quando sono scattate le prescrizioni del governo ma da quando si è sparsa la voce dei primi contagi di coronavirus in Italia. L'economia turistica di Venezia aveva già subito un duro colpo dalla quarta del 12 novembre, proprio nel momento in cui stava iniziando faticosamente a rialzarsi e a riguadagnare terreno. Vi ricordo che a novembre-dicembre, secondo quelli che erano i dati dell'Associazione Veneziana Albergatori, le disdette avevano superato il 50%. Bene, proprio quando stava cominciando il carnevale e si cercava di rialzarsi è arrivata questa nuova mazzata per il settore. Prima ancora che arrivassero i primi provvedimenti varati dal governo erano già iniziate a fioccare le disdette negli alberghi di Venezia. Noi avevamo raccontato tra l'altro in un servizio per esempio di un albergo che aveva totalizzato la cifra, io credo quasi record, di 1200 disdette nel giro di un giorno e mezzo, e questo ancora prima che si entrasse in piena emergenza coronavirus. 1200 disdette, questo non perché avesse 1200 camere ma perché sostanzialmente le disdette arrivavano fino all'estate. Da questo punto di vista poi anche quello che pensano poi gli albergatori è che magari l'emergenza può passare da noi ma può darsi che continui in altre nazioni in cui il coronavirus arriva più tardi e per cui la maggior parte dei turisti, qui ovviamente non è italiana perché sono delle cifre enormi, si parla di 25 milioni di passaggi all'anno di turisti a Venezia, ovviamente la parte del leone la fanno gli stranieri. Se altre zone che generalmente rappresentano il bacino storico del turismo veneziano come l'Europa, il Nord America e adesso anche l'Oriente continuassero ad avere problemi, ma ci riferiamo soprattutto all'Europa e al Nord America, effettivamente la ripresa insomma sarebbe molto più diluita nel tempo. Grazie allora, grazie a Filippo Fois e Sandro Ponchio, ci riaggiorniamo più tardi allora ancora con voi, vedremo appunto dove vi posizionerete per il prossimo collegamento. Nel frattempo la solidarietà nazionale insomma viaggia in queste ore, ad esempio questa nota del sindaco di Amatrice Antonio Fontanella che dice: in queste giornate di emergenza per l'Italia intera non possiamo dimenticare la generosità e l'aiuto che molti italiani e italiane hanno dato a seguito dei vari terremoti che hanno stravolto e distrutto il nostro territorio e la nostra comunità, in particolare Lombardia e Veneto. Quindi un messaggio da Amatrice per Lombardia e Veneto in particolare, da chi ha ricevuto anche molta solidarietà e molti aiuti. Lo ricorderete, le colonne mobili dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile in quei frangenti. C'è il nuovo dato della Protezione Civile Nazionale sui contagiati: 1809 le vittime del coronavirus in Italia. In un giorno solo c'è stato un aumento di 368 morti in Italia. Sabato l'aumento era stato di 175. Ci sono 2.335 guariti, 369 più di ieri. Questa è l'altra faccia, diciamo, della medaglia, ma il dato davvero inquietante è che ci sono 368 decessi in un solo giorno. C'è stato in 24 ore 368 decessi in Italia. Ci sono 1.672 malati ricoverati in terapia intensiva, di questi 767 sono in Lombardia. È una Lombardia dove la situazione è davvero ormai al limite ed è appunto una situazione gravissima.
quella che si sta verificando in Lombardia, il cosiddetto crash sanitario che in Veneto vogliamo assolutamente evitare, evidentemente, ed anche per questo c'è questo piano per creare i centri Covid negli ospedali del Veneto, piano prudenziale, l'ha detto Zaia, lo ha ribadito, non sarà un on-off, non è che da domani l'ospedale San Camillo di Treviso, per non dire dell'ospedale Vittorio Veneto, diventerà il centro Covid, ma si sta preparando questa situazione per lo scenario peggiore, per la tempesta, per il brutto tempo, come l'ha chiamato il governatore Luca Zaia. Allora, la pubblicità, poi torniamo subito. Rieccoci in diretta, ce ne fosse ancora bisogno. Anche il commissario, anche il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ribadisce, faccio richiamo alle regole, bisogna uscire soltanto per esigenze lavorative, cure mediche e spesa, basta, bisogna limitare al massimo i viaggi, le uscite fuori dalle abitazioni. Ripeto, perché forse così sarà più chiaro a chi ha ancora intenzione di uscire per farsi un giro, ci sono 1809 i decessi in Italia, siamo arrivati a 1809 decessi per coronavirus in Italia. In un giorno un aumento di 368 decessi in Italia. La situazione in Lombardia è quasi allo stremo, tanto che c'è stato un trasferimento, come sta accadendo in questi giorni, in altre regioni italiane, in altre terapie intensive, perché non c'è di fatto più posto. Il Veneto si sta attrezzando per creare 11 Covid Hospital, cioè 11 ospedali solo per curare i malati gravi di coronavirus. È un piano prudenziale, ma è un piano da mettere in atto per il tempo peggiore, per la peggiore delle ipotesi. Fra poco vi daremo anche il dato regionale con il consueto bollettino. È chiaro che dai 2172 contagiati di questa mattina si è sicuramente alzato, già ci ha detto il direttore generale Benazzi che ci sono stati ad esempio 2 decessi a Treviso, non erano conteggiati nel computo di questa mattina, quindi i numeri sono destinati a gonfiarsi. Siamo in quel famoso picco previsto 15-16 marzo, ma che potrebbe continuare ancora, e quindi allora sentiamo allora adesso la seconda parte dell'intervento di Zaia, nel quale ha parlato ovviamente ancora una volta dei controlli, ha detto insomma non costringetemi al vero e proprio coprifuoco perché potrebbe esserci anche un'ulteriore stretta decisa appunto in questi giorni se non verranno adottate le regole. Allora, la seconda parte con un po' anche le domande dei colleghi giornalisti di stamane in sala stampa. Prego. Per quanto riguarda questo piano ospedaliero d'emergenza, c'è un punto che non mi è chiaro. Riusciamo a garantire 825 terapie intensive operative? Sì. Considerate, grazie per la domanda Filippo. Mi sembra che ci fosse un problema di macchinari. Noi abbiamo prudentemente acquistato, diciamo, in tempi non di guerra, già i primi ordini di macchinari, ovviamente in tempi di pace, diciamo. Durante l'emergenza abbiamo cercato e continuato ad acquistare, con i limiti dell'emergenza del mondo intero. Anche qui lo vorrei dire, per dare anche una spiegazione al tema delle mascherine. Anche questo è bene spiegarlo, il tema delle mascherine. In questo momento a livello planetario le mascherine letteralmente vengono rubate da una comunità all'altra, rubate fra virgolette, nel senso che sullo stesso lotto arrivano più comunità e ormai si va solo a rialzo, dopo un certo punto ti devi fermare perché non è più neanche sostenibile l'operazione, ammesso e non concesso che arrivino. Vi ricordo che ci sono colleghi governatori che hanno visto arrivare gli scatoloni vuoti, hanno pagato degli scatoloni vuoti e adesso sembra che nelle ultime ore ci sia più movimento a livello di offerenti, però stiamo parlando di grandi quantità e quindi faccio un appello al governo, stiamo parlando di grandi quantità, stiamo parlando di tonnellate di materiale che dicono di avere in giro per il mondo, ma tutti chiedono il pagamento anticipato. Allora, se noi enti pubblici veniamo messi nelle condizioni, e spero che il governo riesca a trovare una soluzione, di inserire in questo decreto la possibilità di avere la misura della lettera di credito, noi possiamo garantire al cinese di turno piuttosto che al turco di turno
o al brasiliano di turno che ha certezza di avere i suoi soldi e che ci spedisca la merce. Ma è altrettanto vero che è difficile pagare merci per 6, 7, 8 milioni, queste sono le cifre, e star lì a pregare che ti arrivino gli scatoloni pieni e non vuoti, perché poi gli interlocutori che hai dall'altra parte del mondo spesso sono numeri di telefono, cioè non è che abbiamo siti internet che ci vanno a validare, perché il 90% dei casi sono mediatori, broker, sono commercianti che comunque fanno da intermediari con le aziende che producono. Questa disponibilità di grafica veneta viene presa in considerazione? Guardate, abbiamo costruito assieme il percorso, anche lì speriamo che nel decreto venga inserita una norma che ci dia modo di interpretare meglio la partita degli elementi di protezione individuale. Questo ci permetterebbe di dare un bel segnale ai veneti, perché noi siamo pronti per un'altra operazione a favore dei veneti, però capite che se non ci autorizzano abbiamo anche questa difficoltà. Prego. Ieri c'era sembrato di cogliere un cautissimo segnale, non dico positivo, ma insomma tu avevi detto forse intravedremo un po' di luce flebile nel tunnel. Ma guardate, io sono... Oggi invece mi pare... No, io sono uno positivo, nel senso che dico sempre che dopo la pioggia viene il sereno. Finirà anche sta vicenda. Bisogna uscirne con le ossa rotte poco. E ossa rotte per noi significa che abbiamo già 63 persone che hanno perso la vita e a me non sembra che siano poco rotte. Allora, io ieri ho detto una cosa, fra 4 o 5 giorni vi dirò se ha funzionato o no la misura restrittiva e se saremmo stati bravi. I veneti stanno facendo un sacrificio immane, in particolar modo mi rivolgo ai ragazzi che stanno a casa, perché so cosa significhi stare a casa avendo 16, 17 anni, 18 anni, 20 anni. È un grande sacrificio, anche se qualcuno viene da sorridere, perché uno a quell'età pensa di andare a divertirsi ed è naturale e giusto che sia così, per cui veramente chiedo a tutti di restare a casa. Confermato il discorso dell'attesa del picco tra 24 e 28 marzo? Guardate, potrebbe arrivare anche prima se il sistema non funziona, per cui veramente stiamo a casa. Perché l'alternativa al contenimento è il coprifuoco, lo potete scrivere che ve l'ho detto io, l'alternativa a questo al contenimento, se non ci sarà, è il coprifuoco. Faccio un appello, me lo segnalano molti commercianti, faccio appello al buon cuore dei veneti. Ci sono dei veneti che, siccome non sanno che scusa avere per uscire, vanno 5 volte, 6 volte al supermercato, intasando i supermercati e rischiando anche di contagiarsi o di contagiare qualcuno. Quindi cercate di fare la spesa una volta al giorno. Siccome ci sono già 3 negozianti che ce l'hanno segnalato da 3 parti diverse del Veneto, evitiamo di andare con l'alibi del cartone di latte per andare a fare la passeggiata fino al supermercato o farsi il giro in macchina. Bisogna andarci una volta al giorno. Se ci si dimentica di quello che si doveva comprare, si torna il giorno dopo. Prego. Se abbiamo un dato sul picco previsto, anche se so che può mettere i brividi, e poi sui numeri del fabbisogno di mascherine e respiratori meccanici, cioè un dato su che punto siamo? Ma noi abbiamo, sulle mascherine, noi abbiamo, se non ricordo male, 2,5 milioni di mascherine ordinate in arrivo, con tutto quello che c'è di mezzo, nel senso che ne sono arrivate, ne arrivano costantemente, non tante, ma ne arrivano. Ce ne vorrebbero molte di più. Ricordo che il mondo della sanità, se cambiasse le mascherine una volta al giorno, quindi 2 mascherine a testa al giorno, sono già minimo 100.000 mascherine al giorno per dare una dimensione dei fabbisogni della sanità del Veneto. Ma vuol dire andare via proprio tirati col freno a mano? Cioè, immagino che un sanitario avrebbe la necessità, ed è corretta, di cambiarle anche 10 volte al giorno le mascherine. E quindi che i nostri sanitari siano da ringraziare e facciano un atto eroico è indubbio questo. Dall'altro non posso accettare che si faccia passare l'idea, qualcuno tenti di far passare l'idea che le mascherine non ci sono perché la regione non le ha comprate. Le mascherine non ci sono. Prova ne sia che non c'è un negozio, un rivenditore che riesce a darvi un qualsiasi tipo di mascherina, ma non solo in Veneto, in tutte le regioni, in Europa e dappertutto c'è una deficienza di questo prodotto. Quanto al picco, guardate, noi abbiamo la necessità di dirvi che alla volta di una decina di giorni
Se il trend sarà questo, si rischia forse anche prima di andare in crash, cioè di occupare i posti base di terapia intensiva, che sono 494 sugli 825. Però nel frattempo noi stiamo allestendo gli altri, siamo in grossa difficoltà, perché le terapie intensive sono la vera sfida, assieme alle malattie infettive. Per cui abbiamo necessità di ampliare, ovviamente con gli ospedali che vi ho citato prima, questi centri per fare in modo che in maniera reticolare tutto il territorio sia servito. Noi ragioniamo con l'idea che il paziente di Belluno non lo possiamo portare a Padova, dobbiamo curarlo bene a Belluno, e sottolineo bene come si dovesse curare a Padova. Stanno arrivando da questa mattina continue segnalazioni del parco Bissuola e altri qui nella zona che sono pieni così stamattina. È una vergogna, se è così è una vergogna. Peraltro, guardate, io sto anche pensando di proporre, ve lo annuncio, anche un inasprimento di alcune attività, tipo quella dei parchi, dei campetti giochi o quant'altro, perché è pur vero che i ragazzi c'è spensieratezza, è nel DNA ed è bene che sia così, ma immagino che tutti i ragazzi che vedo abbiano anche dei genitori a casa, e vedi se tuo figlio esce vestito per andare a giocare a calcio piuttosto che a pallacanestro. Penso che questo sia un tema che dovremmo affrontare e quindi andremo a inasprire, non escludo di fare anche un'ordinanza su questo. Ecco, c'è poi un'altra questione, sono anche parecchi gli operatori che lavorano all'interno delle case di riposo che dicono che non hanno... Stiamo provvedendo a quello e non solo, considerate che le mascherine, cioè se io vi dicessi quante telefonate ho fatto da ieri sera a stamattina alle 5, alle 6, potrei portarvi, anzi alcuni sono anche veneti quelli che ho chiamato, per dirvi che stiamo addirittura pensando, se ce la facessimo, di mettere in piedi un sistema di produzione tutto nostro, di mascherine vere, non quelle... Quindi, cioè, per capirci, se avessimo saputo... guardate, qua sono tutti che sanno tutto. Io dico solo una roba, che io ho sentito come voi una montagna di esperti parlare, e non ditemi di no. Li avete sentiti gli esperti? Avete mai sentito dire che questa emergenza ha bisogno di due robe? Mascherine e respiratori meccanici? Ditemi se l'avete sentito uno. Se venissero da voi qualsiasi cittadino del mondo vi dicesse, voi che siete stati in mezzo alla tragedia del coronavirus, che idea vi siete fatti? Sapete cosa dite? Mascherine e respiratori meccanici. Allora mi chiedo, gli esperti dove sono stati fino adesso? A noi servono mascherine e respiratori meccanici. Ma guardate, noi stiamo continuando, allora ce ne sono arrivati 90 più 12 dalla protezione civile, che abbiamo ovviamente negoziato per avere, ne aspettiamo un altro centinaio, altri li abbiamo comprati una sessantina, 90, una sessantina li abbiamo comprati prima sapendo che arrivava il brutto tempo, noi ci siamo attrezzati, carte alla mano, che non passi l'idea, cioè noi ci siamo mossi quando abbiamo visto che è stato dichiarato lo stato d'emergenza in Italia, ed era ancora 2 mesi fa ormai, a gennaio. Ovvio è che il mercato l'abbiamo trovato subito asfittico. Perché se qualcuno ci avesse detto a novembre, quando è scoppiata la tragedia di Wuhan, invece di raccontarci la storia dell'influenza, ci avesse detto guardate che qui ci vuole ossigeno e respiratori meccanici, magari ci saremmo attrezzati anche in maniera diversa, no? Cioè, questa è una nuova storia. Quando mai avete sentito dire che un paziente di questi in terapia intensiva aspira e ha necessità di 40 volte l'ossigeno di un paziente normale in terapia intensiva? Quante volte avete sentito dire in TV che questi pazienti che aspirano tanto ossigeno fanno congelare gli impianti di distribuzione dell'ossigeno negli ospedali perché passa troppo gas? E io mi domando dove hanno visto queste tragedie, sti scienziati. Comunque andiamo avanti, siccome noi veneti siamo abituati a guardare avanti, adesso diamo la parola a Zennaro, prego. Volevo solo chiedere quanta gente è prima entrata e poi uscita dalla terapia intensiva, uscita ovviamente. Guarda, io ti posso dire che abbiamo già dimesso 127 persone. No, in generale. Nello specifico per dare un dato, diciamo, che... posso garantire che ne abbiamo, come si è svezzato, si dice. Svezzato? Sì, nel senso che tolto il tubo e riportati alla respirazione naturale. Insomma, purtroppo ci sono notizie negative dei decessi, ma ce ne sono anche di positive di chi esce dalle terapie intensive. Cioè il numero non lo sai? Vi faremo un calcolo, guardate, onestamente ve lo dico e dovete capire, i numeri significano persone coi camici che mollano un attimo la siringa e segnano, digitano
anche noi ci limitiamo a un certo punto, perché onestamente non possiamo chiedere in continuazione, se no diventano dei burocrati. E quindi pian piano ve lo faremo avere, faremo un bilancio entrate e uscite delle terapie intensive, riusciamo a ricostruirlo anche post, se vogliamo questo. Dall'altro fatemi ringraziare tutti i dipendenti che stanno facendo uno sforzo immane, e questi sono gli eroi che abbiamo, e forse qualcuno si pentirà di aver sempre detto che la sanità del Veneto non funziona. Questo è tutto servizio pubblico, è tutto servizio pubblico. Nelle nostre terapie intensive solo il 5%, e ringrazio i privati per essere far squadra, ma solo il 5% delle nostre terapie intensive è in mano ai privati. Cioè noi governiamo la nave e abbiamo una scialuppa che non è nostra, ma è nella nave. Chiaro, no? Abbiamo la nave e abbiamo una scialuppa che non è nostra, ma è nella nave. Altro? Io avrei le domande dei giornali. Sono ancora due domande. Scusate, ma non mi vedo da... No, proprio solo un dettaglio. All'inizio ci hai dato la lista degli ospedali. Vediamo tutto cartaceo. Sì, no, era per capire. Parliamo di un piano d'emergenza, di una trasformazione di un'ala di questi ospedali. No, tutti. Ovviamente sarà un piano di emergenza precauzionale, non è un on-off, non è che andate a casa e dite ai veneti domani mattina che se 10 ospedali che non c'entra più niente con il servizio sanitario normale, però noi dobbiamo metterli in moto e sapere che appena noi lavoriamo col modello matematico, appena il modello ci dice, abbiamo già le autorizzazioni date a tutti i direttori generali che dismettono e entrano i pazienti. L'unico che stiamo caricando è Schiavonia, per un fatto concreto, perché Padova è il punto di riferimento del coronavirus e sforna in continuazione pazienti che dobbiamo allocare. Ne abbiamo portati 3 a piove di sacco ieri. E noi invece vorremmo dare altissima qualità di cura in un centro unico, e quindi Schiavonia è inevitabile. Vi ricordate che la sera dei 2 contagiati, il 22 febbraio, io ho detto chiudiamo Schiavonia e qualcuno mi ha dato del pazzo? Ecco, adesso ci siamo arrivati. Ma sarebbero eventualmente concentrati tutti questi ospedali? Qualità delle cure, professionisti, intensivisti, tutto. Quelli che sono, scusa se ma penso che interessi alla gente questo particolare, anche se stiamo parlando di un'ipotesi estrema e speriamo che resti sulla carta, ma ad esempio i malati ricoverati all'azienda ospedaliera di Padova o di Verona, insieme a tutti gli altri, verrebbero concentrati in questi ospedali. In questi ospedali, ognuno ha il suo nel suo territorio. Padova vanno a Schiavonia. E quindi quello che esce da Padova, dall'intensiva di Padova, va a finire la cura a Schiavonia e poi fuori. Ovviamente Schiavonia varrà anche da parte di intensivo. E ognuno la sua provincia. Per un totale di 825 terapie. Totale. Bene. 2 parole solo sulla campagna dei tamponi, quando Domani vi diamo informazioni, oggi parliamo di questo che è una delle scelte più importanti di questa vicenda, verrà ricordata come la scelta del piano d'emergenza del coronavirus. Questo è il piano Marshall. 10 in tutti gli ospedali. Sì, ma è bene che poi vediate, scusate, questo io vi consiglio di guardarlo con attenzione quando tornate in ufficio, in redazione, insomma dove andate. Qua avete il piano totale del Veneto, io vi ho citato i 10 dedicati, ma qui avete anche contezza di tutti i numeri. È molto comprensibile il tabellone, vedrete che lo capite velocemente. Prego. Si sarebbe il G2, una domanda una domanda me l'ha appena eliminata, quella sui tamponi, l'altra vorrei essere sicuro di aver capito bene. Allora, sono 494 i posti che saranno dedicati alla terapia intensiva da Covid-19, giusto? E attualmente sono pieni 129 posti. No, guardi, il totale dei posti dedicati a terapia intensiva sono 825. Terapia intensiva in tutto il Veneto. Di base noi abbiamo già nostri, da sempre, 494 posti. A 8,25 che abbiamo allestito e stiamo allestendo. E sono tutti per malattie infettive o ci sono dentro anche? Ci sono attualmente nei quelli di base, nei 4,24, un 70% ancora di terapie ordinarie, ma avendo compresso l'attività chirurgica dedicata solo agli oncologici e ai gravi, si va ad alleggerire. Consideri che mi sembra aver capito che la Lombardia deve aver già
chiuso l'attività chirurgica, perché il tavolo operatorio ti collega al letto di terapia intensiva. E al momento la percentuale di utilizzati? Scusami. No, volevo solo capire questo. I posti per i malati Covid-19 disponibili oggi, quanti sono? Noi oggi abbiamo 129 persone in terapia intensiva nei 494. Nei 494 non glielo so dire, abbiamo ancora dei posti e stiamo costruendo altri posti. Sì, ma la chiedeva rispetto a quelli presenti oggi. Abbiamo margine di lavoro, ma che fra qualche giorno rischia di non essere più neanche un margine. Per rispetto anche ai colleghi della carta stampata bisogna che io faccio la domanda anche a loro. Allora, una domanda complessiva che danno tutti, hai già risposto: quando partiranno i tamponi off the road sulla strada? Domani diamo informazioni del piano. Perfetto. È vero, come dice la NAU, chiede la collega Lanzani del Gazzettino, che la Regione non garantisce la sicurezza dei medici? La Regione garantisce la sicurezza dei medici, compatibilmente ovviamente con le attrezzature che riesce a trovare. I dispositivi purtroppo non è la colpa della Regione. Io invece ringrazio i medici che fanno questa attività professionale e etica eroica, anche in assenza a volte della possibilità di potersi cambiare una mascherina, ma non è che la Regione non garantisce perché siamo dei lazzaroni. ANAO deve capire che la Regione vorrebbe non garantire una mascherina, ma 50 mascherine a testa, che non passi l'idea che noi non diamo le mascherine perché siamo dei lazzaroni. Perché durante un'emergenza l'unica roba che non serve sono quelli che fanno polemica. Lei, Presidente, ha paura, chiede sempre la Lanzani? Io ho solo una paura, che è quella di vedere alzarsi il numero dei decessi, perché questa purtroppo emergenza ci porta a una contabilità che è quella dei morti, e siccome io sono qua per garantire, noi siamo qui tutti per garantire la salute dei veneti, finché ci siamo noi faremo di tutto per difendere la salute dei veneti, anche adottare misure che spesso ci hanno contestato e oggi vengono invocate, vedo. Nel centro Covid solo coronavirus o saranno altre patologie, l'abbiamo già detto. La collega Nicolussi Moro del Corriere del Veneto, ho Covid Hospital ovviamente interamente dedicati, non solo un'ala, le aree dedicate come le isolate dal resto dei reparti? Le aree dedicate a cosa? Al Covid, come le isolate? No, i Covid sono ospedali Covid, non c'è nessun problema. No, ci sarà semplicemente tipo Belluno che ha un'ala piuttosto che Borgo Roma che ha un'ala che verrà assolutamente dedicata, come accade adesso con le normali malattie infettive, cioè stiamo parlando comunque di una malattia infettiva. La collega Giacomuzzo del giornale di Vicenza dice: a che punto siete con le mascherine made in Veneto? Ma noi siamo a un punto ottimale che potremmo anche già annunciare che ci sarebbe anche la possibilità di avere anche già magazzino. Il problema è uno solo, che stiamo aspettando un'autorizzazione dall'Istituto Superiore della Sanità, che giustamente è chiamato a rispettare delle leggi che ci sono. Oggi spero che nel decreto che si approverà oggi pomeriggio alle 3 ci sia finalmente sta norma che noi abbiamo molto caldeggiato, assieme alla norma che caldeggiamo sulla lettera di credito, in maniera tale che si possa pagare senza restare truffati, e dopo trovarci fra 5 anni la Corte dei Conti che ci fa la lezione di come bisognava comprare le mascherine, e quindi avanti. Tamponi per il personale sanitario è previsto? Assolutamente sì, domani daremo anche spiega di tutto questo. Perfetto, mi pare che abbiamo chiuso. Grazie. Quanti volontari pensate di mandare in giro per fare i tamponi per strada? Lo spiegheremo domani. Grazie. Io capisco che c'è la foga di avere informazioni, ma ai veneti interessa capire: se mi ammalo cosa succede? Primo, devi non ammalarti stando a casa e quindi evitiamo il contagio. Se ti ammali c'è una macchina che lavora e farà di tutto per salvarti la vita e per riportarti dritto come eri prima. È arrivata l'ultima domanda, poi chiudiamo. Antonella Prigioni chiede: quale parte stanno avendo gli ospedali privati nell'emergenza? Ma l'ho detto prima.
Presidente, scusi, un'ultima domanda per rispondere. Per quanto riguarda le mascherine, qualora arrivasse questo ok dalla produzione veneta, in che modo possono essere distribuite, con che priorità? Perché i cittadini hanno l'ansia, cioè le chiedono. Scusate, nella modalità del buon senso, che tutti quelli che possono darci una mano a distribuire, le distribuiscono. Quindi, non so, un tot a famiglia in base ai componenti, eccetera. Un tot che nei supermercati in giro c'è. Vi voglio ricordare che le cassette postali del Veneto sono circa 2,5 milioni. Fate un po' voi, cioè avere 2,5 milioni di braccia che vanno a portare, si troveranno in giro, cioè, cercheremo di fare in modo che tramite la protezione civile, le Proloco, voi che magari ne portate un pacchettino, ecco, ovviamente bisogna stamparle, perché se tutti all'inizio ne vogliono 100, vuol dire che 5 milioni per 100 fa 500 milioni, che vuol dire che forse fra 3 anni siamo qua a distribuire, per 3 anni siamo qui ancora ad aspettare le mascherine. Bisogna avere anche, come si può dire, un po' poca bulimia quando ci saranno le mascherine. Vi annuncio anche che io ho chiesto un pacchettino da 20, però bisogna prima farle, ragazzi, non create aspettative nei veneti. E noi ci siamo adoperati con l'industriale a fare un ragionamento, però prima ci vuole l'autorizzazione, se no poi illudiamo le persone, a me non piace fare sta roba. È vero che comunque il Ministero della Salute avrebbe già dato la sua autorizzazione per quanto lo riguarda? L'Istituto Superiore della Sanità, non il Ministero della Salute, ho parlato io stanotte col Presidente Brusaferro, ci ha detto che c'è una disponibilità a ragionare in base alle norme oggi presenti, ma anche loro sono chiamati ad applicare leggi. In periodo di pace va bene tutto, ma in periodo di guerra bisogna fare leggi semplici e che ci rendano operative. Guardate, c'è un fermento imprenditoriale dalle nostre parti e tutti sono in grado di produrre qualcosa. Lasciamoli produrre e dopodiché arriveranno le protezioni anche ai cittadini. Vi ringrazio, buongiorno. Così Zaia, nel frattempo è arrivato il bollettino con l'aggiornamento, abbiamo già modificato il dato, 2246, lo leggiamo fra pochissimo, pubblicità e subito di nuovo in diretta. Rieccoci in diretta. Allora, come promesso, vi leggiamo subito il bollettino aggiornato di oggi dall'azienda Zero, 2246 i casi positivi in Veneto. Adesso vedete anche il nostro prossimo ospite, lo vedete già nel quadratino piccolo, è il professor dottor Roberto Rigoli della microbiologia di Treviso, fra poco arriviamo da lui. 2246 i casi positivi in Veneto, più 74 rispetto al precedente bollettino. Vediamo ad esempio il più 29, il maggior incremento nel cluster di Verona, con 487 persone ricoverate, 136 in terapia intensiva, appunto secondo il bollettino, e purtroppo 66 decessi, quindi più 3 decessi rispetto al bollettino di questa mattina. Ospedale di Asiago, se non leggiamo male, e poi l'ospedale di Dolo, ad esempio, e l'ospedale di Schiavonia, quindi 66 decessi e 246 contagiati. Il tetto dei 2000 casi positivi era già stato sfondato purtroppo questa mattina. Allora, un altro dato che è arrivato, e di questo parleremo, sono i 32.996 tamponi realizzati in Veneto, un numero davvero record. E allora di questo parliamo con il dottor Roberto Rigoli. Buonasera, grazie. Le rubiamo pochissimo tempo perché so che lei è ovviamente molto impegnato, lei che dirige la microbiologia dell'ospedale di Treviso. Allora, la situazione, insomma, ci racconta un po' queste giornate, parliamo con chi i tamponi poi li esegue, insomma, ecco. Guardi, la Regione Veneto ha deciso di utilizzare i tamponi per fotografare la reale circolazione del virus, cosa che in altri paesi non è stata fatta. È uno sforzo notevole, pesante, perché ricordo che il tampone è un tampone che poi viene eseguito con tecniche di biologia molecolare, quindi molto impegnative dal punto di vista del lavoro. Siamo di fronte a una pandemia, la Regione Veneto ha deciso di investire moltissimo, stiamo lavorando
tutti gli ospedali hub che stanno facendo questi tamponi stanno lavorando 15-16 ore al giorno, tutti quanti, e cerchiamo di disegnare diciamo, la fotografia di quello di quanto circola il virus. Noi ci stiamo impegnando su due fronti. Uno, quello dei pazienti che entrano in ospedale, sui quali facciamo il tampone per capire se sono positivi o negativi, per sapere se isolarli o non isolarli. L'altro fronte è quello sugli operatori, che stiamo valutando per vedere quelli che sono positivi o negativi, e l'altro fronte sono sui pazienti del territorio, quindi è un lavoro enorme. Senta, il tampone, lo sappiamo, dà una mappatura della situazione e può essere importante. Rispieghiamolo, perché è importante? Allora, il tampone evidenzia la presenza del virus in fase attiva. Quindi chi ha il tampone positivo vuol dire che alberga il virus. Ci sono i cosiddetti portatori asintomatici che però possono infettare, e ci sono quelli invece sintomatici che hanno una sintomatologia lieve e quindi possono stare a casa, e poi c'è il terzo gruppo che sono i portatori, diciamo gli infetti con patologia grave che vengono ricoverati. Di questi possiamo dire quelli che vanno da noi in malattie infettive, che non sono fortemente impegnati, quelli che sono più impegnati vanno in pneumologia e quelli che sono gravi vanno in rianimazione. Questa è la tipologia dei pazienti che seguiamo. Domani il governatore Zaia spiegherà un po' sarà il piano che ha annunciato ieri dei cosiddetti tamponi a campione. Anche questa può essere un'iniziativa per contenere soprattutto i cosiddetti asintomatici, coloro che possono diffondere il virus? Guardi, questa è un'operazione che serve per capire esattamente come sono le cose. Serve per capire quanti sono i portatori, quanti sono i veri ammalati e soprattutto quali sono quelli che guariscono, sui quali poi in futuro faremo lo studio degli anticorpi. In realtà dati di questo tipo concreti non li abbiamo nemmeno dalla Cina, quindi il governatore, la regione ha deciso di fare questo mastodontico lavoro, pesantissimo lavoro, per essere utili non solo alla nostra popolazione, ma anche per le altre regioni e anche per gli altri paesi. Perché il caso Veneto e l'attività vostra e di chi sta mettendo in atto questo piano è già oggetto di studio, insomma è già un caso mondiale, è così? Sì, assolutamente. Noi abbiamo deciso per noi operatori, per noi medici, per i cittadini, di fare degli studi e metterli completamente in trasparenza. Perché questo è utile per tutti, per capire come andranno le cose in futuro, per cercare di arginare questa pandemia, perché ricordo a tutti che da qualche giorno l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito questa una pandemia. Senta, è difficile chiaramente fare previsioni, ci sono i modelli matematici, insomma gli algoritmi. Si parlava qualche giorno fa del picco atteso tra il 15 e il 16, quali stime si possono fare, se si possono fare? Non mi sento di farla, voi avete strappato un'intervista, io non mi sento di fare previsioni. Sul lavoro che si sta facendo in Veneto probabilmente si riusciranno a fare delle previsioni, ma non solo per il Veneto, mi permetto di dire per tutta Italia, per tutta Europa e anche per altre zone del mondo. L'Istituto Superiore di Sanità oggi ha detto all'Europa fate come l'Italia, questo è il concetto? Assolutamente. L'idea di alcune nazioni, ma questa è un'opinione personale, l'idea di alcune nazioni di lasciare aperta la circolazione e di aspettare l'immunità di gregge è un'idea che porterà a decessi di alcune persone, mentre noi abbiamo deciso di
ridurre gli accessi al pronto soccorso tenendo chiuse le persone, di ridurre gli accessi alla rianimazione, proprio perché per non far scoppiare un'epidemia che poi non è più controllabile e intasa ovviamente le rianimazioni. Senta, le chiedo questa cosa perché è nuova di oggi, purtroppo i messaggi WhatsApp che girano sul coronavirus si sprecano. Un messaggio che sta girando che dice coronavirus rimane vivo 9 giorni sull'asfalto, bisogna lasciare le scarpe fuori di casa. Cosa diciamo? Guardi, i lavori che sono venuti fuori, che riportano la resistenza di 9 giorni del virus sulle superfici, sono lavori che sono stati smentiti. Attualmente ci sono degli studi in corso per capire esattamente quanto il virus resiste alla superficie. Per cui attualmente dati concreti, sicuri, non li abbiamo. Senta, le faccio l'ultima domanda perché è un po' l'appello che facciamo oggi e chi meglio di lei che lavora in questa situazione, in questo momento, a chi ancora sta pensando di farsi la passeggiata fuori, cosa diciamo? Diciamo che in questo momento la situazione è molto impegnativa, che stare a casa vuol dire preservarsi, cercare di non far circolare il virus, ma non solo per noi stessi ma anche per gli altri. Seguire le regole vuol dire rispettare non solo noi stessi, i nostri familiari, ma anche persone che sono immunodepresse, che sono nostri amici. Stiamo facendo tutti un grandissimo sforzo. Mi permetto di dire che tutti i miei colleghi della Regione Veneto, ma anche di altre regioni, stanno dando la vita per questa pandemia. C'è gente che lavora 20 ore al giorno, quindi cerchiamo di seguire le regole, credetemi, ci sono delle persone che stanno dando tutto per cercare di preservare anche la salute dei cittadini. Grazie allora al dottor Roberto Rigoli perché voi siete le persone davvero in trincea ogni giorno e il vostro studio, la vostra attività servirà da esempio non solo per l'Italia come ha detto lei ma anche per tutta Europa. Grazie davvero e buon lavoro. Arrivederci, grazie. Grazie al professor dottor Rigoli, microbiologia dell'ospedale di Treviso. I tanti tamponi, 32.000, vediamo se me lo ricordo, 32.996 tamponi in Veneto, pensate, realizzati e ancora ne verranno realizzati e ci sarà, e domani vi verrà spiegato nel dettaglio quale sarà il progetto del famoso tamponamento a campione che verrà attuato in Veneto. Allora, questo dovrebbe essere il terzo servizio su le immagini dei nostri telespettatori, è così? No, allora questo è il, lo facciamo vedere subito, sì, il cartello con i riferimenti, no, facciamolo vedere, il cartello con i riferimenti perché ce lo state chiedendo in tanti, stanno arrivando tantissime immagini, tantissimi video e chiaramente ne faremo vedere diversi anche non solo oggi ma nei prossimi giorni, uno l'abbiamo già fatto vedere, no, vorrei vedere il cartello, quello sul andrà tutto bene. I riferimenti, eccolo qui, vediamolo in onda, eccolo qui, video al 351 175 5340, video WhatsApp oppure foto o anche video a redazione @antena3.it per mostrarci come appunto state passando queste giornate in casa e appunto anche la vostra, che significato ha il vostro andrà tutto bene. Voglio vedere, ecco, lasciamolo un attimo in onda così la gente ha modo di poter prendersi nota dei riferimenti, eccoli qui. Allora vediamo un altro cartello invece, lo ricordo, per quanto riguarda invece le donazioni, la raccolta fondi da destinare alla regione che ovviamente verrà utilizzata per le ULSS, se la possiamo vedere, se la recuperiamo perché quello è un altro importante riferimento, eccolo qui, se lo vediamo, eccolo qui, perfetto. Anche qui lasciamo un po' il tempo per chi non l'avesse ancora visto di potersi segnare i riferimenti. Allora, in attesa di collegarci con Lucio Zanato che ci fa una panoramica, credo, di questa ormai serata a Treviso, in una Treviso deserta,
Mi fate sapere se c'è il servizio, andrà tutto bene, terza puntata? Chiedo alla regia, Roberto Durigon e Alberto Piovesan, che ringrazio ovviamente per il supporto della giornata di oggi. Questa mattina c'era anche Andrea Basso. Ah, ok, mi fate sapere poi se c'è quel servizio. Allora andiamo da Lucio in piazza dei Signori a Treviso, se non sbaglio. Ho visto un flash di Lucio in piazza dei Signori per chiudere un po' la giornata a Treviso. Vi ricordo che alle 19:30 c'è il telegiornale di Treviso, quindi faremo il riepilogo un po' della situazione. Lucio. Sì, Nicola, mi senti, mi vedi? Ti sento e ti vedo. Ti sento e ti vedo, forse c'è un leggero ritardo, non lo so. Boh. Perfetto, no, c'è un leggero ritardo, ma va bene così, volevo solo fare perché facciamo un esperimento, se ci stai. Allora intanto vi faccio vedere, questa è la torre di 300, vedete siamo in diretta, -5 alle 7, e questa è Piazza dei Signori. Io sono con un microfono, adesso smetto di parlare per 30 secondi e c'è il silenzio totale. Allora, l'esperimento che vi voglio proporre è determinato dal fatto che molti mi hanno detto non posso neanche andarmi a fare un giro per Treviso per vedere com'è la città. Allora, se voi ci state, io a questo punto aspetto un attimo che vediamo di mettere a posto il fuoco, in maniera tale che in qualche maniera combiniamo. Scusate un attimo perché siamo costantemente in diretta. Eccoci qua. Attenzione, adesso vediamo di partire. Eccoci qua. Allora, eccoci qua, dalla Piazza dei Signori partiamo. Nicola, se vuoi interagire con me, basta solo che dici. Sì, non so se c'è ritardo. Questa è la città. Eccolo qua. Ecco, adesso vi faccio proprio fare un giro per la città. In gergo tecnico lo chiamiamo guardate. camera car per gli addetti ai lavori. Qui siamo. Esatto, perfetto. Questa è stiamo lasciando praticamente il Palazzo dei 300, ci stiamo avvicinando verso Piazza San Vito, non so se vedete, sì. Non c'è una macchina, non c'è nulla e continuiamo perché vi voglio far vedere, io sono arrivato qua prima ed è sconvolgente il put. Voi sapete che il put notoriamente a qualsiasi ora del giorno o della notte è frequentato. Probabilmente si è bloccato un attimo durante il viaggio. Lo facciamo così, ripristiniamo il collegamento, avvertiamo Lucio, ripristiniamo il collegamento appena dopo la pubblicità e poi torniamo da Lucio, se riusciamo a ripristinare il collegamento nel suo viaggio in una Treviso evidentemente deserta. Pubblicità. Rieccoci in diretta. Allora, in attesa di ricollegarci con Lucio, evidentemente il viaggio in movimento molto probabilmente dà qualche problema di linea ovviamente con lo zaino, cioè quello che ci permette, lo strumento che ci permette di fare anche le nostre dirette in video. Nel frattempo ci colleghiamo da un centro come quello di Treviso a quello di Mestre con Filippo Fois, che vedo in piazza Ferretto, anche in questo caso deserta. Filippo. Sì, hai detto bene Nicola, come vedete lo scenario alle mie spalle parla da solo, la piazza è completamente deserta. Noi eravamo stati qui con le nostre telecamere domenica scorsa e lo scenario era completamente diverso, nonostante fossimo già in emergenza coronavirus, non c'era ancora stato il decreto che chiudeva i locali e esattamente 7 giorni fa questa piazza era ancora quasi piena, non come nei giorni
giorni normali, ma insomma era ancora frequentata. Oggi invece vedete potremmo essere tranquillamente alle 2 o alle 3 di notte, è completamente deserto, gli unici pochissimi passanti che abbiamo incrociato sono con i cani, stanno portando gli animali domestici a farsi un giro, un'altra necessità inderogabile. E tra l'altro volevo farvi vedere anche in questo momento Sandro Ponchio vi sta facendo vedere attraverso questa via che si conclude con Piazza Barche com'è lo scenario. Questi sono tutte strade di shopping e di locali pubblici. Alla mia destra c'è un'altra galleria di negozi che si conclude peraltro con una pizzeria naturalmente chiusa. Come vedete è tutto completamente deserto, non c'è nessuno se non devo dire, anche qui una pattuglia della polizia locale. Come abbiamo detto ci sono diversi controlli tra Venezia e Mestre e come li abbiamo trovati a Venezia insomma li abbiamo trovati anche a Mestre. C'è poco da controllare in realtà perché sostanzialmente la gente ha recepito quelli che erano stati gli inviti a rimanere a casa, per cui passanti se ne vedono molto pochi e come detto tutti quelli che abbiamo visto erano generalmente con il cane, insomma, per cui non erano usciti a farsi una passeggiata, ma insomma per cause possiamo dire di forza maggiore. Grazie allora Filippo Fois, un altro spaccato delle città in questa emergenza coronavirus. Grazie a te, grazie a Sandro Ponchio, grazie a Ilaria Marchiori per i collegamenti di questa mattina. Noi ci ritroveremo domani mattina a partire dalle 11:30 con una nuova edizione straordinaria e quindi vi vedremo tu o Ilaria, non lo so, ma lo decideremo insomma a breve, sempre dall'unità di crisi della Protezione Civile regionale. Grazie a Filippo Fois. Mi dicono che forse c'è Lucio, possiamo tornare da Lucio? Non lo so. Sì, eccolo qua, vedo uno specchietto retrovisore, quindi è Lucio dalla macchina. Lucio. Non solo lo specchietto del televisore, vedi anche il canale di Buranelli come probabilmente non si vede praticamente mai. Allora adesso se tu sei d'accordo proseguiamo questo giro per la città, adesso entro per Piazza Rinaldi, guardate totalmente tutto vuoto, tutto spettrale, adesso io sto entrando, sposto un po' la camera così possiamo fare questo giro, voi lo fate virtuale, io lo faccio reale. Tra l'altro si vede anche il riflesso della serie di permessi che noi abbiamo per poter garantire l'informazione e in questo caso per farvi vedere com'è la vostra città, com'è Treviso in questa domenica, voglio ricordare domenica ore oggi 19 e 7 minuti. Guardate com'è Treviso questa domenica, credo che rimarrà negli annali questo camera car perché come dire una città agli arresti domiciliari, io comincio a chiamarla questa, perché davvero tutti sono a casa e questo è positivo, perché bisogna ammettere che questo è positivo. Il negativo è che, come dire, tutti soffrono, allora ecco che noi stiamo cercando di farvi vedere la vostra città anche se voi non potete uscire, e quindi questo secondo me è importante. Quindi siamo tornati in Piazza San Vito dove avevamo perso il collegamento prima, però vedete tutti i negozi chiusi, guardate, tutti i ristoranti, non c'è un'anima viva in giro, però adesso vi voglio portare quello che volevo fare prima, scusate se balliamo ma qui c'è il porfido, stiamo tornando un'altra volta davanti al municipio dove prima si era scollegato il collegamento, vedo che comunque le chiavette rimangono, tra l'altro voglio farvi fare questo giro perché voglio premiare la gente, no scusate, guardate un attimo, scusate ma perché è il bello della diretta, no? Quello che succede a un cronista quando gira, quello che succede anche a me. Vi faccio vedere una cosa che c'è davanti in piazza, guardate cosa c'è davanti al municipio del comune di Treviso, giusto per dire che andrà tutto bene. I messaggi, fra poco vedremo anche i messaggi che sono arrivati alla nostra redazione. Volevi farci vedere il put prima di lasciarci? Sì, ma volevo sottolineare come la gente si aggrappi anche a queste cose giustamente per avere un po' di ottimismo. Allora torniamo al nostro camera car della città completamente vuota, o quasi, perché vedete che c'è una persona che porta in giro il cane, quello è permesso naturalmente, poi naturalmente sui social fioccano
tutte le possibilità per portare in giro, non c'è mai stata così tanta gente che porta in giro il cane a fare pipì. Certo. Io non so se tu sei d'accordo, ma credo che sia diventato lo sport nazionale. Questi poveri cani che prima nessuno li badava, adesso invece sono tutti quanti costantemente portati fuori. Credo che si approfitti un po' della situazione, purtroppo. Credo che si approfitti un po' della situazione, ma... Guarda, io non ho mai visto tanti cani in giro da questa mattina, e siccome questa mattina ci eravamo organizzati per poi poter fare ovviamente il collegamento in diretta dalla messa, stavamo organizzando la trasferta, devo dire non ho mai visto tanta gente. Io adesso mi fermo perché hai visto mai che passa una macchina della polizia. Ecco, una cosa da notare, abbiamo visto molte pattuglie della polizia, dei carabinieri, abbiamo visto le volanti, le pattuglie dei carabinieri, ma anche gli automezzi dei vigili urbani. Questo per dirvi che, attenzione, se non avete un buon motivo per muovervi, vi fermano e sono guai, perché è anche penale. Guardate il put delle 7 di sera di domenica 15 marzo. È davvero incredibile. Io non so se lo facciamo tutto, perché tanto durerà pochissimo, poi ti ridò la linea, però secondo me queste sono immagini che, visto che io sono poi quello che come dire, va a pescare nei repertori, probabilmente qualcuno prenderà il mio posto fra qualche anno. Quando parleremo della nostra storia, fra decenni, queste resteranno sicuramente. Sì, perché guardate questo punto, 7 di sera di domenica, non c'è una macchina, tutto vuoto, completamente tutto vuoto, non c'è una persona in giro, quindi possiamo dire che dobbiamo ringraziare i trevigiani, perché almeno in città diciamo che il 95% delle persone tiene duro e cerca di rimanere a casa per fare in modo che le persone meno, immunodepresse, cioè meno fortunate in salute, possano rimanere un po' più protette. Io ho sentito oggi pomeriggio, avete sentito anche voi, il dottor Benazzi cosa ha detto, come si muore, fra virgolette, di coronavirus, questo fatto dei polmoni che diventano assolutamente, completamente opachi, perché non ricevono più ossigeno, non riescono più a ossigenare il sangue, si muore soffocati. Io voglio proprio, con queste immagini voglio lanciarvi questo appello, proprio ripeterlo anch'io, in questa città spettrale, perché in un'altra situazione sembra quasi un attacco veramente da alien, sembra quasi una scena da film di fantascienza, e invece noi stiamo vivendo la realtà di un attacco vero e proprio, di un virus, di un attacco che però dobbiamo tutti insieme contrastare. Ripeto, il dottor Benazzi ci ha raccontato oggi di come si muore di fatto di coronavirus, si muore con questi polmoni che non ricevono più l'ossigeno. Ecco, una cosa importante anche che ha detto Mario Conte, Lucio, tu poi prima hai sentito, eravamo in collegamento con te a Treviso con il sindaco Mario Conte, che ha detto una cosa importante, cioè ha detto scriverò al presidente di ANCI nazionale, in quanto presidente di ANCI Veneto, per chiedere che venga modificata quella norma, quel passaggio diciamo del DPCM che in qualche modo si presta alle varie interpretazioni, quindi si può uscire per l'attività fisica, per passeggiare, però bisogna avere l'autocertificazione, ma le distanze di sicurezza, e c'era solo diciamo il consiglio di non farlo, e Conte dice deve essere vietato anche quello. Questo è quello che ha detto il sindaco Conte, se non sbaglio, oggi, vero? Esattamente, ma perché va ripetuto, non è perché uno è in buona salute allora cosa mi succede, cosa c'entra, cosa mi può interessare a me, perché uno anche se in buona salute magari è anche già come dire, un possibile untore. Allora se io vado in giro e porto il coronavirus e magari vengo in contatto con una persona che invece è immunodepressa, magari che ne so ha qualche problema di respirazione, magari insomma non sta, cioè, dobbiamo proteggere i più deboli, non dobbiamo farlo per noi, lo dobbiamo fare anche per noi sicuramente, ma dobbiamo farlo soprattutto per i più deboli, perché magari non ci pensiamo lì per lì, ma poi ti viene in mente che magari sei stato nello stesso spazio, accelero un attimo perché altrimenti poi, eccolo qua, siamo passati col giallo, vabbè, ma per stavolta, come dire, continuiamo a raccontare la storia. Dicevo, la cosa più importante è pensare non solo per noi, ma anche per le persone che ci avviciniamo. Se ognuno di noi pensa nei giorni scorsi
la serie di contatti che ha avuto, automaticamente ci sarà comunque qualcuno che per una serie di motivi era meglio se non incontravamo. Mi spiego? Perché poi con la leggerezza che ci contraddistingue, col fatto che noi siamo costantemente persone che hanno rapporti sociali, cioè siamo fatti così, soprattutto noi a Treviso, cioè la ciacola, il piacere di stare insieme, lo spritz, l'ombra. Cioè, nei giorni scorsi magari molti di voi hanno incontrato delle persone che sono a rischio e allora questo significa stare a casa, significa proteggersi se stessi, ma soprattutto proteggere quelle persone che non penseremo mai che invece possono essere veramente a rischio per questo virus che, ripetiamolo, è un virus importante. Guardate, ecco, vi faccio vedere che c'è anche una macchina della polizia per dimostrare che c'è il controllo, vedete? Le forze di polizia sono costantemente, diciamo così, a controllare la situazione, quindi c'è naturalmente la sicurezza garantita per la città, naturalmente per ogni esigenza i numeri di emergenza sono sempre a disposizione. Io adesso vi faccio vedere un altro pezzettino di input perché è emblematico quella parte, diciamo così, quasi forse più romantica, quella lungo Sile. Ecco qua dove eravamo a fare il collegamento prima con il sindaco Mario Conte, cioè guardate questa infilata della strada. Non si è mai vista una cosa di questo genere alle 7 di sera di domenica, certo. Di una domenica che guarda già la primavera. Cioè, ma d'altronde non si è mai vista una situazione del genere un po' dappertutto, nel senso che questa è la situazione, dà il senso della situazione emergenziale. Grazie Lucio, ti devo lasciare perché fra poco devo lasciare grazie a tutti voi, io adesso rientro in sede, ma guardate questa immagine qua perché è veramente emblematica. Guardate questo pezzo di put. Grazie Nicola, grazie a te Lucio, grazie per questo viaggio nella Treviso deserta. Allora, fra poco ci sarà il telegiornale di Treviso, ve lo ricordo, quindi riepilogo un po' della giornata e tanti anche servizi che non siamo riusciti a mostrarvi evidentemente nel corso di questa diretta, però una cosa voglio farvela rivedere, ci sono, abbiamo visto le persone in casa, fortunatamente nella maggior parte insomma, si riesce a recepire il messaggio che è quello forte di restare a casa e allora chi resta a casa poi ci manda le testimonianze di come stanno vivendo e il loro ottimismo, quello spiraglio di luce che serve in queste situazioni, le tante foto e immagini che ci avete mandato in questo servizio. Ora chiudiamo? Sì, ditelo voi. Cosa posso mandare? Ah, lezioni di karate, dai.
tutto bene! Il monito di questi bimbi è quello che vi stiamo dicendo e che tutti vi stanno dicendo in queste ore. Tante voci oggi lo hanno detto, a partire dal governatore Zaia, lo ha ribadito, ma più volti insomma, di vari settori, dall'arte all'economia, alla cultura, appunto, alla scienza, insomma, restate a casa. Nel frattempo, purtroppo, questa notizia, la polizia locale di Montegrotto Termini ha segnalato al prefetto di Padova un hotel per il provvedimento di sospensione dell'attività dopo che per 2 giorni di seguito sono state trovate persone che nuotavano in piscina. La polizia ha agito su segnalazioni provenienti da più parti che indicavano un uso disinvolto delle piscine, anche esterne, nonostante tutte le attività in piscina e di spa siano sospese per il decreto anticoronavirus. Gli alberghi in questo momento possono fare normale attività ricettiva solo per le persone che abbiano un valido motivo per soggiornarvi. Nell'hotel risultavano registrate altre 5 persone per un totale di 12. Alcuni hanno fornito documentazione idonea a giustificare la loro presenza presso l'albergo, altri non avevano pezze giustificative. Alcuni erano momentaneamente non presenti. Chi non riuscirà a dimostrare di avere un valido motivo per non essere presso il proprio domicilio verrà denunciato e sanzionato. Pensate, attività in piscina in questi giorni, davvero incredibile. Accade a Montegrotto Terme e nella piscina di un hotel. Torniamo invece nelle vostre case, ci si arrangia un po' come si può, ad esempio si possono fare anche delle lezioni di karate, non solo le lezioni per via telematica, in questi giorni abbiamo parlato con la scuola virtuale, ma anche lezioni di karate all'interno della propria abitazione. Guardate. Palestre chiuse, tutti a casa, ma la voglia di muoversi e non impigrirsi sul divano è tanta. Ecco quindi che anche il mondo dello sport cerca di adattarsi alla nuova situazione. Ora faremo alcune tecniche di base che possono essere usate anche per il riscaldamento. Il maestro di karate ed ex assessore allo sport del comune di Treviso, Fellio Michielan, ha pensato di tornare ad allenare i suoi allievi con le video lezioni. Ecco dunque che anche una disciplina come questa diventa digitale. E così è con gli allievi di tutte le età che seguono le lezioni, 2 fratellini dal televisore in salotto, la mamma con il figlio in soggiorno e poi un giovane agonista che ripete le forme del video nel giardino di casa ed ancora un altro atleta che si allena sul terrazzo. Le video lezioni, differenziate a seconda dell'età e del corso, portano così l'attività fisica a domicilio. Ecco dunque che si può continuare a mantenersi in forma anche senza uscire di casa. Lezioni di karate virtuali, siamo quasi alla fine di questa edizione straordinaria, o meglio di questa parte dell'edizione straordinaria, perché poi vedrete il telegiornale di Treviso, riprenderemo dopo il telegiornale di Treviso fino alle 21 come ormai ogni giorno. Vi do questa notizia che riguarda proprio la marca trevigiana e riguarda le aziende. Electrolux ha confermato quanto aveva già predisposto nei siti italiani dal 25 febbraio e ha aggiunto ulteriori misure di protezione per i suoi lavoratori. Lo fanno sapere FIM, CISL, FIOM, CGL e Wilm in una nota congiunta, aggiungendo che con la direzione aziendale si è decisa la chiusura di tutti gli stabilimenti per lunedì 16 marzo con la sanificazione degli ambienti e una riduzione dell'orario di lavoro da 8 a 6 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo. La chiusura di lunedì serve anche per svolgere in ogni sito con RLS e RSU un check-up di tutte le procedure di messa in sicurezza, precisa la nota dei sindacati, che aggiungono: nel confronto con RLS e RSU negli stabilimenti verranno poi individuate eventuali ulteriori azioni da implementare nei diversi stabilimenti, quali installazioni di nuove aree per le pause e possibili distanziamenti nelle postazioni. La fermata di lunedì 16 marzo, cioè di domani, in tutti i siti verrà coperta con la cassa integrazione. Da martedì 17 marzo la riduzione di orario a 6 ore sarà coperta con cassa integrazione nelle fabbriche di Forlì, Susegana e Cerreto e con contratto di solidarietà nelle fabbriche di Solaro e Porcia nel Pordenonese. Questo per quanto riguarda ad esempio una realtà come
Electrolux, dunque, che domani ferma lo stabilimento per la sanificazione e per fare un check-up delle misure di sicurezza. Come sapete, già da domani, come annunciato dal governatore Luca Zaia, dovrebbero iniziare anche questi controlli da parte degli ispettori Spisal per appunto controllare che le misure di sicurezza vengano adottate in tutte le aziende, in tutte le realtà, ed era appunto uno dei punti che aveva già annunciato ieri sera proprio qui da noi, e che ha ribadito nel corso del lungo intervento di oggi, nel quale, come ricordiamo e come ricorderemo fra poco nel telegiornale di Treviso, è stato varato il piano sanità con 11 Covid hospice, cioè ospedali da individuare, 11 ospedali che nella situazione, nello scenario peggiore, saranno individuati per curare i malati gravi di coronavirus, appunto nel caso ci sia bisogno. Ci si prepara già, insomma, come fanno spesso i veneti, ci si prepara. Allora, la pubblicità, fra pochissimo Marta Marangon e il telegiornale di Treviso. Dopo il telegiornale di Treviso riprenderemo per l'ultima parte della edizione straordinaria di oggi.